Siamo con il comandante della Polizia Locale di Favara. Ieri un'operazione antiabusivismo per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico su alcune vie della città assieme alla tenenza dei Carabinieri. Quali risultati? I risultati sono stati soddisfacenti, ma dobbiamo dire che purtroppo, come segnalato, le vie in cui siamo intervenute erano occupate da venditori ambulanti di frutta e verdura. L'intervento è stato deciso congiuntamente con la locale, come diceva lei, con la locale tenenza dei Carabinieri, e siamo intervenuti principalmente nella via Capitano Callea, che è una via ad alta vocazione commerciale e dove il traffico veicolare e pedonale è molto intenso. Siamo dovuti intervenire per far rientrare nei loro posti i commercianti di frutta e verdura, i quali avevano avuto già assegnati dei posti dal comune di Favara e che purtroppo non rispettavano nell'occupazione della superficie. Successivamente siamo intervenuti in altri punti strategici della città, quali la rotatoria dell'Itria, che sita in piazza Itria, e in piazza Commendatore Angelo Giglia, dove abbiamo rilevato l'esistenza di due attività completamente prive di autorizzazione e che abbiamo sottoposto a sequestro. Questa è un'attività che continuerà nei prossimi giorni e nei prossimi mesi, perché è intenzione dell'amministrazione comunale di continuare su questo indirizzo. Questo servirà ovviamente a portare anche qualche euro nelle casse del comune, ma anche a evitare la concorrenza sleale. Sì, sicuramente nel momento in cui interveniamo a intercettare degli abusivi, è chiaro che il comune sta perdendo di introitare la tassa di occupazione suolo pubblico e i commercianti che sono in regola hanno una concorrenza sleale, perché è naturale che chi non paga le tasse abbassa naturalmente i prezzi. Ma è il nostro compito è proprio questo, ma io aggiungo di più, forse guadagneremo più in civiltà e in una condizione migliore di vita.